rimbalzo d'attacco, quindi terza azione offensiva per la Givova. Stone fuori per Logan da parte di Thompson, tiro da 3 punti da parte di David Logan, si iscrive a referto David Logan con una delle specialità. Marco Bellinelli sbagliato, lotta a Jaité, ma Imbro a uscire vittorioso col pallone, va su ancora una volta molto bene Steno Okoye, si protegge stavolta di mano mancina. Possesso alla formazione virtussina che prova ad attaccare con Lundberg, si torna dal georgiano, ribaltamento di lato, attacca Hackett, la posizione non perfetta da parte di Imbro, end off Jaité per Lundberg che torna fuori da Bellinelli, fuori per Shengelia, tiro da 3 punti, dito tocco Shengelia a contenere Pinkins, si va da Wims, ribaltamento di lato per Lundberg, prova ad attaccare il recupero Hackett, deve prendersi il tiro, Daniel Hackett sulla sirena. Prova a spaziarsi, va da Jaité, si torna da Hackett, ribaltamento di lato per Lundberg, step laterale, tiro da 3 punti da parte del danese che si impenna sul ferro, giro dorsale classico contro Stone, prova a metterci il fisico, fuori Shengelia per nessuno, c'è Okoye, transizione per Scafati, va su Okoye, si protegge, 2 punti importanti per Steno Okoye. Lamb a 45 sfrutta il blocco di Thompson, prova a esplorare il pitturato, fuori per Okoye, tiro da 3 punti da parte di Steno Okoye che non si ferma più, si mette in visione Okoye contro Wims, Imbro, arriva il blocco di Pinkins, lo serve Imbro, va su e appoggia il tabellone Cruz Pinkins, più 10 per la Givova Scafati. Thompson, Imbro, 5 secondi, prova ad andare da Thompson che fa saltare l'avversario diretto e va a schiacciare con grande lucidità Scafati in questa azione. Non molla un colpo questa Givova, Bellinelli, flyby di Stone che manda in prenotazione tutta la difesa e allora stavolta è Mannion a colpire da 3 punti. Decisivo quarto parziale, Mannion attende l'uscita di Hackett che poi si fa vedere, ma Mannion va su con la difesa scafatese che si apre. Logan non lo serve perché c'è Mannion che mette grande pressione sul numero 24, show da parte di Miki, tiro da 3 punti di Steno Okoye, importantissimo. Sua squadra dentro fuori per Shengelia, per Mannion che va su, si appoggia il tabellone, il ferro accoglie il tiro del numero 1. Continuano i cambi per Coach Kaya che ruota instancabilmente i suoi. E qui l'attacco campano, Logan contro Mickey che ha accettato il cambio difensivo, 2 secondi, 1 secondo, fuori da Lamb, importante, da 3 punti Doron Lamb. I campioni d'Italia di 2 anni fa cadono sul proprio campo per la prima volta in questa stagione che fino adesso era stata perfetta.